Andiamo a parlare dell'incendio di Fata Morgana, Lido Silvana, e oggi ci sarà una conferenza stampa in mattinata per spiegare qual è la situazione a diverse settimane appunto da questo incendio che ha devastato buona parte di quel polmone verde meraviglioso che abbiamo sulla litoranea, e purtroppo insomma facendo un giro da quelle parti ancora vediamo una situazione che di certo non si può definire bonificata, tranquilla, cioè ci sono auto che sono lì, ci sono alberi che ancora devono essere abbattuti, insomma non una situazione ottimale. Questa mattina ci sarà, come vi dicevo, questa conferenza stampa. Noi ne parliamo con la referente del Comitato di Difesa e Qualificazione del Bosco Cagioni della Marina di Pulsano, che è Alessia Agira. Ben trovata, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Bentornata, anzi, perché noi ci siamo sentite proprio a ridosso di quei giorni terribili, sì, quando insomma tornavate ad incontrarvi per parlare, perché volevate insomma delle garanzie. Nel frattempo che cosa è successo e oggi che cosa direte in conferenza stampa? Allora, abbiamo voluto convocare questa conferenza stampa proprio per informare su quanto accaduto a seguito di questo incendio del 31 luglio e diciamo che a meno di un mese purtroppo le opere che sono state messe in campo dall'amministrazione, dagli enti preposti in merito proprio alla pulizia e al recupero di tutti questi luoghi in cui noi abbiamo anche vissuto in questi giorni, vanno purtroppo ancora molto a rilento e infatti, come ha detto lei, se ci facciamo un giro in questa zona si vede che ancora ci sono delle situazioni tra virgolette di pericolo, poiché addirittura il 14 agosto, nel momento in cui l'ARPA è venuta a fare anche dei sopralluoghi, le strade, i perimetri delle strade, i perimetri delle nostre ville sono state anche segnalate con delle vernici rosse, vernici che servono diciamo per catturare quelle particelle volatili di amianto. E da quanto emerso abbiamo saputo che nell'area, nella zona c'è anche dell'amianto. Nulla di allarmante per la salute dei cittadini, però questo è sintomatico di una situazione, di una mancata o una comunicazione che va a rilento. Infatti noi in questi giorni abbiamo anche sollecitato gli enti preposti proprio per avere conoscenza delle condizioni della salubrità dell'ambiente in cui siamo stati e in cui stiamo vivendo. Perché a seguito di un incendio diciamo che l'ambiente ovviamente subisce delle variazioni. Certo. E tutti quanti i combustibili, tutto quanto il residuo di questo incendio, se rimane lì nei luoghi, diciamo rimane là, però siamo in una situazione in cui i venti, le piogge possono portare via, possono allontanare da questi luoghi tutte quante queste diciamo particelle di residuo. Quello che noi abbiamo constatato è che purtroppo non è stato fatto nulla, o comunque sia, se ci sono delle azioni da fare, da programmare, a noi non è stato comunicato niente. Che cosa chiedete nell'immediato in 20 secondi, perché poi devo mandare la musica? Sì. Mi sente? Sì. Dicevo, ora che cosa, ok, perfetto, che cosa chiedete nell'immediato, perché poi dobbiamo chiudere in pochi secondi. Certo, nell'immediato sicuramente la pulizia del residuo post-incendio. Informazioni alla cittadinanza sullo stato proprio delle operazioni che il Comune e gli enti preposti hanno messo in atto per il recupero dell'ambiente della zona, perché capisce bene, non possiamo pensare che la natura faccia il suo percorso di rinascita e tutto si sistema. Certo. Sicuramente anche delle gestioni, delle programmazioni per la gestione della situazione del pericolo degli incendi boschivi, che a quanto pare è mancata e bisogna intervenire, e
sicuramente anche una redazione di un piano di evacuazione, perché la situazione gestita lo scorso incendio è stata a dir poco un po' sconclusionata.